Il 17 ottobre 1590 il magistrato Giovanni Tommaso Salamanca si reca in piazza San Domenico Maggiore, nel palazzo di famiglia dei Gesualdo, per indagare sull'omicidio di Donna Maria d'Avalos, moglie del Don Carlo, e di Fabrizio Carafa, uccisi durante la notte nella camera da letto del principe. I testimoni si contraddicono, mentono, confondono, ma una cosa è chiara: ad ammazzare i due amanti è stato proprio il marito di Maria d'Avalos, Carlo Gesualdo, che poi è fuggito via in fretta. Il magistrato non fa in tempo a raccogliere le deposizioni dei testimoni che la notizia è già diventata di dominio pubblico. In ogni piccolo di Napoli non si parla d'altro che del delitto, non solo perché il crimine è stato particolarmente efferato, ma anche e soprattutto perché le persone coinvolte appartengono a tre delle famiglie più importanti del regno: i Gesualdo, i d'Avalos, i Carafa. Famiglie che nei secoli hanno avuto tra i loro discendenti duchi, conti, marchesi, principi, cardinali, papi e persino santi, visto che Fabrizio Gesualdo, il padre di Carlo, aveva sposato Geronima Borromeo, nipote di Pio IV e sorella di quello che diverrà San Carlo Borromeo.